Siamo giunti alla sesta corsa, cavalli di 3 anni sul miglio, sono in 9 al via lo schieramento, 1 Americ Clemar, 2 Aida Francis, 3 Astro del Nord, 4 Abel del Ronco, 5 Arcobaleno, 6 Africa Jet, seconda linea 7 Atene 3B, 8 Amaviva Bella, 9 Alissa Trio. Favori per Abel del Ronco numero 4, Enrico Bellei, alternativa principale Astro del Nord numero 3. Poi quote di simpatia anche per Africa Jet e Atene 3B, gli altri decisamente ignorati a parte Arcobaleno, intorno all'11 ora contro 1. Vediamo la macchina che accelera, Aida Francis leggermente discosta, tra quelli della prima fila. Partiti con Astro del Nord che va veloce al comando, Arcobaleno subito a cercare di sopravanzarlo, terza posizione alla corda per Americ Clemar. Arcobaleno va al comando nei confronti di Astro del Nord, mentre è partito con molta cautela Abel del Ronco. Lo schema che dovrebbe favorire Astro del Nord, 14,5 i primi 200, lo stesso schema che si è verificato a Modena con al comando Arcobaleno sul compagno di training Astro del Nord che corre meglio sotto. Intanto 29,3 i 400 iniziali, all'esterno è rimasta Alissa Trio, alla corda c'è Americ Clemar, poi al largo anche Abel del Ronco che inizia la sua risalita e si trascina Africa Jet. Intanto Arcobaleno può completare i primi 600 di gara nell'ordine del 45-1 da 1.15.2. Davanti alle tribune Arcobaleno, Astro del Nord, all'esterno Alissa Trio, lungo la corda Americ Clemar, al largo anche Abel del Ronco, quindi Africa Jet, lungo la corda Amaviva Bella, mentre chiudono il gruppo Atene 3B e Aida Francis. 59,7 il passaggio agli 800 per Arcobaleno che continua a guidare a buona andatura anche all'altezza del chilometro con un parziale in 14,7. 1.14,4 il passaggio al chilometro, ora prova a venire via Abel del Ronco a 500 dalla conclusione. Arcobaleno in vantaggio, Astro del Nord che ovviamente anticiperà l'errore di Alissa Trio, siamo a meno di 400 dalla conclusione con Astro del Nord che va su Arcobaleno. Avanza anche Abel del Ronco che è in terza ruota ma si getta di galoppo. E così 4, Astro del Nord Abel supera Arcobaleno all'ingresso in retta d'arrivo, cerca di venire via anche Africa Jet in terza ruota, retta d'arrivo con Astro del Nord che prende nettamente il sopravvento. Astro del Nord viene a concludere netto vincitore, mentre per il secondo posto sul traguardo emerge il numero 1 Americ Clemar nei confronti di Africa Jet. 30 a chiudere dopo 29,3 di penultimo quarto, 1.14,2 per Astro del Nord. Edoardo Baldi, cavallo all'apice della forma che quando può correre di rimessa dà veramente il meglio, e Astro del Nord si conferma soggetto in piena condizione. Edoardo Baldi lo guida come nell'ultima occasione a Modena in cui ha vinto praticamente nello stesso identico schema seguendo il compagno di training Arcobaleno per scattare ai 250 finali e poi vincere nettamente. Ha rotto invece Abel del Ronco a metà dell'ultima curva quando cercava la progressione in terza ruota, ma Astro del Nord era difficilmente battibile a questo punto. Assegno dunque Astro del Nord la quota di 2,24 al totalizzatore, Edoardo Baldi al salchi al training. Secondo posto per Americ Clemar, al terzo Africa Jet.